Cominciamo parlando di cronaca. Nei giorni scorsi è stata diffusa la relazione della direzione investigativa antimafia al Parlamento sullo stato delle criminalità organizzate in Italia nel 2024. Tra questi ovviamente anche una fotografia scattata sulla criminalità tarantina sia in città che nel resto della provincia, e ne parliamo con Remo Pezzuto di Libera Taranto. Buongiorno Remo. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, una criminalità organizzata differenziata a Taranto da quartiere a quartiere, che un po' in qualche modo conferma le fotografie degli anni scorsi, e nel 2024 alcune operazioni hanno raccontato come in qualche modo la criminalità di Taranto non sia una criminalità assopita. Il fenomeno c'è e lo ha per esempio dimostrato nella sua drammaticità, per esempio l'operazione Mare Nostro contro la famiglia Scarci e la volontà, l'egemonia sui mari e il pizzo imposto ai pescatori. Sì, assolutamente sì, è una criminalità che comunque è molto attiva sul territorio. Sicuramente potrebbe far meno clamore rispetto alle pagine descritte nelle altre province pugliesi o di altre regioni italiane, ma comunque è una criminalità che io ho definito sempre da città-stato, perché si divide i quartieri sulla base di quella che è la supremazia e l'interesse economico legato allo spaccio, all'estorsione, anche appunto al pizzo nei confronti delle economie tarantine, quindi una criminalità ben radicata sul territorio che appartiene quasi sempre alle stesse famiglie che noi conosciamo e che si seguono rispetto alle storie di queste. E poi c'è una criminalità organizzata nella provincia di Taranto che è un po' più allarmante, soprattutto nella zona orientale, con il Vincenzo Stranieri ancora presente oggi nella città di Manduria, per quanto ultimamente poi arrestato dopo un brevissimo periodo di latitanza, che ci lascia anche abbastanza sconcertati rispetto alla drammaticità e la violenza delle operazioni messe sul territorio. Voglio ricordare anche l'uccisione del ragazzo di origine Sinti da parte del nipote Nasser Batigiari, che fu insomma destinatario di decine e decine di coltellate per una partita di droga non pagata, e per il quale è stato condannato il nipote di Vincenzo Stranieri, D'Amicis. E poi c'è anche un'altra criminalità, che è quella che abbraccia anche alcuni lati della politica. Viene descritta un'operazione nel comune di Statte che vede ancora oggi imputati di voto di scambio politico-mafioso anche l'ex sindaco e alcuni assessori. Parliamo dell'operazione Dominio, o messa a segno il 15 gennaio 2024 dalla Guardia di Finanza e dalla DDA di Lecce, in cui l'ex sindaco Franco Andreoli fu arrestato insieme a 2 assessori del tempo per uno scambio di voti con il clan guidato, secondo l'accusa, da Davide Sudoso. E poi anche il territorio di Massafra, che non è tranquillissimo rispetto ad azioni criminali anche di incendi e di intimidazioni, quindi una criminalità organizzata nella provincia di Taranto che si fa sentire, non è assolutamente assopita, da tenere sotto controllo rispetto a un monitoraggio civico da parte della cittadinanza, che naturalmente deve prevenire quel concetto di cultura mafiosa sul territorio. Naturalmente le forze dell'ordine e la magistratura fanno il loro lavoro, tocca a noi il nostro dovere di cittadini attivi sul territorio che contrastano in maniera preventiva tutti quegli atteggiamenti che fanno sfociare poi il territorio in una pressione e una supremazia da parte della criminalità e degli interessi anche economici. Quindi un invito anche alla politica, soprattutto a queste elezioni e a questo ballottaggio a Taranto. Lo abbiamo visto benissimo, anche gli impresentabili hanno fatto incetta di voti rispetto a i loro profili non proprio etici e morali, se vogliamo guardare ai valori della Costituzione. Detto anche dalla Commissione parlamentare antimafia, quindi in qualche modo qualcuno che si è dato un codice di autoregolamentazione che evidentemente non è stato seguito, e qualcuno però ha scelto di votarli lo stesso. Forse dovrebbe preoccuparci più questo, del fatto che qualcuno scelga di candidarsi nonostante i processi in corso. Detto questo, Remo, noi dobbiamo salutarci, ma naturalmente
naturalmente continueremo a disturbare Libera Taranto ogni volta che ce ne sarà bisogno per continuare a raccontare. Noi saremo sempre presenti. Grazie a Remo Pezzuto di Libera Taranto, buona giornata e buon lavoro. Grazie Francesco, buona giornata, buon lavoro a voi.